Va ora in onda Lettera 150 per il sì. Docenti ed esperti spiegano il referendum sulla riforma della giustizia. Buongiorno professor Severino Nappi e buongiorno Pier Vittorio Scimia. A voi la linea. Buongiorno professore, buongiorno Natalia, buongiorno a tutti voi che ci ascoltate. Ci sente professore? Buongiorno a tutti. Grazie professore. Allora, oggi lunedì 16 marzo, questa penultima puntata del programma di Radio Libertà dal titolo Lettera 150 per il sì. Vi ricordo che il programma sarà in onda poi anche mercoledì dalle 15:30 alle 16 per questo rush finale, l'ultima puntata. Verrà sempre intervistato un esponente del comitato di Lettera 150 per il sì, e oggi abbiamo lei professore, siamo veramente onoratissimi della sua presenza. Ricordiamo professore ordinario di diritto del lavoro, avvocato giuslavorista e figura di primo piano nel dibattito pubblico sulle politiche del lavoro, sulle riforme istituzionali. Lei professore è da anni anche impegnato sul fronte politico, anche con la stessa Lega, con il movimento, e poi questo referendum sulla giustizia del 22 e del 23 marzo, insomma, è un passaggio decisivo e ovviamente non potevamo non sentirla. Allora le chiediamo subito, viste tutte le criticità che in realtà bisogna scorgere, non solo da parte del fronte del sì, ma questo lo sappiamo, un po' tutto il sistema giustizia che presenta questi problemi, le chiediamo subito perché bisogna sostenere con convinzione questa necessità di votare sì al referendum sulla giustizia. Quali sono, a suo avviso, le ragioni fondamentali per cui questo snodo è un momento veramente cruciale per il Paese? Perché ritiene che questo voto favorevole sia indispensabile per avviare veramente un cambiamento profondo, radicale del sistema giustizia? Io credo che però dobbiamo partire da una premessa. Questo referendum non ha nulla di politico. La scelta del governo di metter mano alla giustizia con una riforma incisiva su alcuni aspetti fondamentali è una scelta di buon governo. È una scelta che però non deve essere sostenuta per ragioni di appartenenza da parte di ciascuno di noi, ma proprio per quello che può significare nella vita dei singoli cittadini. La necessità di una svolta è vissuta da chiunque nel giudizio civile, ancor di più nei processi penali. Si trova ad avere a che fare con un sistema nel quale le cose non vanno come dovrebbero andare. E questo è evidente, soprattutto citerei un dato, perché a volte i numeri ci aiutano a capire. È pubblicato recentissimamente dalla Commissione europea sullo stato di efficienza della giustizia. In Italia un processo civile dura in media 350 giorni in primo grado contro una media di poco più di 100 europea. In secondo grado addirittura in Italia dura 750 giorni contro i poco più di 100 anche del secondo grado europeo, e anche in Cassazione 132 giorni contro 101. Praticamente in Italia per avere una decisione definitiva occorrono ben più di 1000 giorni, con evidenti effetti ed impatti sulla praticità della giustizia, per non parlare dei numeri che riguardano il sistema penale. L'orizzonte penale è drammatico. Soltanto ancora una volta, per restare ai tempi più recenti, nel solo periodo 2018-2024 in Italia abbiamo avuto oltre 6.800 cittadini che hanno subito ingiustamente una carcerazione. Rispetto a questo dato lo Stato ha pagato 300 milioni di euro. Ecco, questi numeri ci danno il senso della necessità di metter mano ad un sistema che oggi ha una logica complessa, nella quale credo che l'elemento fondamentale della riforma è quello che senza questa riforma, senza togliere nulla in termini di garanzia alla magistratura, quindi libertà e indipendenza sono paletti che l'articolo 104 non solo conferma ma addirittura rafforza, però introduce dei doveri anche per chi esercita una funzione altissima come quella giurisdizionale, perché con la riforma e soprattutto con il cambio del meccanismo di determinazione del funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura, il suo sdoppiamento in un Consiglio Superiore della Magistratura per i giudici inquirenti, cioè per i pubblici ministeri, e un altro per i giudicanti, avremo finalmente un effetto importante, che è quello che finalmente il giudice non voterà chi deve giudicarlo. Questo comporta un effetto importante, perché attraverso il sorteggio
ci libereremo come cittadini dal meccanismo correntizio che mortifica i magistrati qualificati, competenti, generosi, bravi e capaci e finisce per premiare invece quelli che esercitano questa attività con logiche puramente di appartenenza, a tutto detrimento della qualità della giustizia stessa, perché è evidente, se tu ti scegli chi ti deve giudicare, poi ti aspetti che qualcosa ti ritorni. E dunque in questa dinamica chi non ha un santo in paradiso, come si dice un po' dalle nostre parti, evidentemente finisce per non essere premiato e riconosciuto nel suo lavoro, e viceversa chi sbaglia, a volte sbaglia anche in modo pesante, evidentemente può essere e viene spesso valorizzato. E questo ce lo insegnano ancora una volta i numeri, perché basti pensare che rispetto a quel dato abnorme che vi raccontavo, 6.800 italiani che sono stati ingiustamente carcerati, i magistrati che hanno subito un procedimento disciplinare in questo senso sono stati soltanto 12 e di questi ben 10 hanno avuto come sanzione unicamente la censura, che sostanzialmente è come dire hai sbagliato stavolta ma non lo farei più. Anzi, molte volte questi stessi magistrati che sono stati oggetto persino di censura o di comportamenti comunque di sanzioni sono stati ugualmente promossi ai gradi superiori con relativo trattamento economico maggiore e più favorevole. Ecco perché la responsabilizzazione del magistrato con l'affidamento della sua attività di controllo a soggetti terzi aiuta, perché responsabilizza tutti e premia i più bravi. E questo evidentemente non riguarda quindi soltanto gli alti casi, le grandi vicende, ma anche la giustizia spicciola, quella sotto casa, quella del cittadino che oggi è in qualche modo disorientato. Noi crediamo che quindi sia una riforma innanzitutto di buonsenso, una riforma che tocca un tratto importante della vita di una comunità, fino ad arrivare al dato fondamentale. La giustizia è sì una giustizia ancora più importante che sia efficiente quando c'è in gioco la libertà delle persone. Esattamente, professore, ricordiamo pure, prima non l'avevamo detto, che lei è autore di numerose monografie, di saggi scientifici sul tema, poi in particolare dell'occupazione, è stato componente di commissioni ministeriali, governative, insomma veramente un curriculum densissimo. E a proposito poi di questo referendum sulla giustizia dobbiamo anche ricordare quello che ha dichiarato poco fa addirittura lo stesso Antonio Tajani, no? Comunque sapete, ministro degli esteri, ha detto che l'attuale sistema giudiziario è stato introdotto, ha ricordato, da Mussolini e dal fascismo, esiste solo nelle dittature, con questo sistema di magistratura unica in cui appunto non è prevista la separazione delle carriere. E quindi, professore, ecco, tornando alla questione degli effetti che si potrebbero dispiegare sul funzionamento proprio della macchina giustizia, crede che sia proprio questa responsabilizzazione, no, con l'alta corte disciplinare che potrebbe essere, come ci anticipava, a vantaggio dei cittadini. Il giornale ha ricordato per esempio questa lista nera, il giornale proprio la testata, no, fondata da Montanelli, la lista nera delle toghe impunite, reclusi dimenticati, carcere per errore, scadenze saltate, detenuti non liberati e poi addirittura il caso di 22 anni dentro da innocente, per non parlare poi dello stesso Fabio De Pasquale o di Sergio Spadaro, che sono stati condannati in appello a 8 mesi per rifiuto d'atti d'ufficio per aver nascosto del processo Eni, però uno continua a essere il PM e l'altro continua a essere il procuratore UE. Sì, diciamo nel senso che, e questo è importante trasferirlo, è chiaro che è sbagliato, è umano sbagliare, che ciascuno di noi purtroppo sbaglia, ma in questa dinamica che purtroppo si è incancrenita con gli anni, è l'assenza di responsabilizzazione e di responsabilità quella che poi ha prodotto buona parte di questi sbagli, perché sono sbagli di negligenza, non sono sbagli di errore umano, sono sbagli che nascono spesso e volentieri da condotte addirittura in alcuni casi volontarie. Non lo so, insomma, io credo che molti abbiano letto che in questo paese c'è finanche un magistrato che ha fatto arrestare il marito della sua amante per poterla incontrare liberamente e che addirittura continua a svolgere la sua funzione.
Quindi parliamo di casi eclatanti, ma che sono costanti e che poi alla volta non sono così significativi in sé, ma sono reiterati, condotte che danno la sensazione di una impunità, che è il dato forse più pericoloso. Poi diceva bene lei, questo è un tratto connotato alla democrazia di tutti i paesi occidentali. La divisione delle carriere è presente in tutti gli stati occidentali che hanno i nostri stessi valori, mentre invece l'unicità della carriera è tipica di stati come l'Iran, come la Russia, come l'Unione Sovietica, come la Cina, come il Venezuela, come il Marocco, l'Algeria, cioè paesi che culturalmente ci sono distanti o che addirittura sono in preda a una dittatura feroce nella quale c'è un controllo militare. Quindi quando si parla del tema della libertà e dell'indipendenza della magistratura, questa è tutelata evidentemente da ben altro che un meccanismo come quello che ci vogliono far credere in alcuni casi. Noi abbiamo bisogno invece di rafforzare l'effetto di efficienza della giustizia, preservando, come questa riforma fa benissimo, tutte le garanzie. Nessuno vuole un giudice sottoposto a un esecutivo, e quel processo delle intenzioni che in questi giorni viene fatto da una parte politica, secondo me è sbagliato. Anzi, io temo proprio che anche quella parte della magistratura che non vuole accompagnare questa riforma lo fa proprio perché questa riforma elide alcune importanti meccanismi di favore che attualmente ci sono e introduce diritti. E evidentemente quei diritti sono quelli che oggi le persone che hanno questa funzione importante, alcune delle persone che hanno questa funzione così importante, non si vogliono invece vedere mettere in discussione, e soprattutto non vogliono farsi mettere in discussione i loro doveri che questa riforma introduce e che sono quelli di un obbligo di rispondere del proprio operato rispetto a soggetti terzi. Assolutamente, che poi ricordiamo ci sono tanti magistrati validissimi, la grande maggioranza, però poi questi casi, come quello che ha citato lei prima, addirittura no, dell'arresto del marito dell'amante, creano scalpore, ovviamente preoccupano la cittadinanza. Del resto, come insegnava Lao Tzu, fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Allora lei, professore, di fatto ci ha già risposto alla domanda su quello che probabilmente è il nodo più discusso, il peso delle correnti all'interno della magistratura, e proprio in questo modo il referendum potrebbe contribuire a ridurre questa influenza dei gruppi organizzati, favorire un sistema più trasparente, meritocratico e indipendente, ma poi l'altro tema è anche quello di una consultazione che è una vera e propria battaglia di civiltà. A parte che la civiltà che dovremmo conquistare forse è quella democratica e pluralista, che sta mancando nelle scuole, tant'è vero che il ministro Valditara, a proposito di questo referendum, ha disposto dei controlli nelle scuole sulla par condicio, perché ha incaricato gli uffici scolastici regionali di controllare queste segnalazioni sui dibattiti, quindi negli istituti statali, senza alcun contraddittorio. Come al solito poi nella scuola magari alcuni docenti o alcuni studenti pensano di imporre il proprio pensiero, di far tenere soltanto dei convegni magari a senso unico per le ragioni del no. Ma dicevamo è il referendum stesso che è una battaglia di civiltà. Quali diritti dei cittadini ritiene che verrebbero maggiormente tutelati, rafforzati con questa approvazione del sì, e perché questo è appunto un passaggio, uno snodo così rilevante per la qualità della nostra democrazia? Si può semplificare in un'unica frase: il diritto ad una giustizia più giusta, più efficace, più responsabile delle sue azioni e quindi come tale più certa. Noi finalmente avremo un giudice terzo al tempo stesso che lo sia non soltanto nella sostanza, ma lo sia anche nell'apparenza, e cioè daremo esecuzione a quello che le sezioni unite della Cassazione rivendicano come ruolo della magistratura e funzione della magistratura da decenni. E evidentemente quello che è successo in questo tempo, e perdonatemi, anche la condotta di una buona parte dell'ANM di questo periodo invece sta mettendo in discussione. Quando un'associazione di magistrati, che per fortuna rappresenta soltanto il 20% dei magistrati, ma che in qualche modo attraverso questo meccanismo correntizio e politico finisce per controllare tutta la categoria, addirittura investe 1 milione di euro di risorse
per fare campagna per il no e inventa slogan come quelli della sottoposizione della magistratura al controllo della politica, che non hanno traccia nel testo della riforma, evidentemente comprendi come questa giustizia che non funziona sta comoda ad alcuni, ma certo non sta comoda ai cittadini che la vedono anche in qualche modo pericolosa per il proprio essere. Aggiungerei un dato, perché fa parte delle tante inesattezze che ho sentito in questo periodo. Una delle discussioni che vengono fatte è la presunta inutilità di questo referendum, perché poi il problema sarebbero le risorse, i mezzi, eccetera. Bene, nessuno dice che il medesimo rapporto della Commissione europea sull'efficienza della giustizia dice che rispetto al 2020, quando governavano quelli che oggi si lamentano, le spese per la giustizia in questo paese sono aumentate del 21,6%, quindi quasi ben più del 20%, e quindi vuol dire che c'è un investimento sotto questo versante, un investimento su mezzi e strutture che serve se al tempo stesso investiamo sul capitale umano. Il capitale umano principale per la funzione della giustizia che funzioni meglio è evidentemente un capitale umano fatto di magistrati seri che possono fare col loro lavoro sapendo che quel loro lavoro fatto bene verrà premiato e apprezzato anche per il progressione della loro carriera, e invece per i cittadini la certezza di avere una giustizia che sia finalmente più efficace. Un lavoro importante che non dobbiamo dimenticare e che è una cartina tornasole anche rispetto al futuro della nostra democrazia. Proprio stamattina riascoltavo il messaggio, o meglio il discorso che Enzo Tortora, da europarlamentare, fece per dimettersi allorquando condannato ingiustamente da giudici che non ebbero il coraggio di smentire l'operato superficiale a dir poco dei loro colleghi, fece per affrontare dal carcere il processo d'appello, e lo fece perché bisognava dare un segnale che la giustizia non potesse condannare un uomo innocente ingiustamente ed in modo così eclatante e clamoroso. Non lo fece per se stesso, rifiutando privilegi, lo fece per dare un segnale a tutti noi. Quel segnale, purtroppo, è restato nell'esempio di un uomo straordinario, ma al tempo stesso, purtroppo, da allora sono stati oltre 30.000 gli italiani che sono stati a loro volta vittime di un'ingiustizia, di una giustizia ingiusta, e a quelli dobbiamo il rispetto, abbiamo il dovere di dare una risposta per quelli che a partire da Enzo Tortora in poi hanno subito l'ingiustizia di una carcerazione, l'ingiustizia di una condanna, anche perché ricordo che Enzo Tortora non ebbe il tempo di tornare ad essere parlamentare europeo, perché ha assolto definitivamente la Cassazione per le sofferenze morali e fisiche subite, morì poco più di un anno dopo. Bene, non dobbiamo dimenticare quell'esempio, la sua storia, anche perché la storia di tanti di noi ed è la storia che potrebbe capitare a ciascuno di noi. Una giurisprudenza e una magistratura irresponsabile, perché nessuno di coloro che ingiustamente condannarono Tortora ha subito alcunché da quel processo, anzi furono tutti premiati, ebbero tutti una grandissima carriera. L'unico che non ebbe una carriera altrettanto strepitosa fu il giudice d'appello che assolse Enzo Tortora. Si chiamava Michele Morello, sono orgoglioso di dire che era napoletano come me e che è morto pochi mesi fa, e anche in quell'occasione nessuno della magistratura ha ricordato il coraggio di quell'uomo che non ebbe paura di spezzare un sistema corporativo che era arrivato a condannare un uomo innocente solo per difendere i privilegi di una categoria. Eh sì, tanti che aderirono a quell'onda montante del giustizialismo, e poi vabbè ci fu la stagione di Tangentopoli con Di Pietro che sembra rinsavito, perché poi si è speso tantissimo, si è schierato per il sì e si è occupato tanto di questo referendum. Lui addirittura ha spiegato che poi alla fine si è interessato e si è schierato a favore del sì dopo che sua sorella le aveva chiesto, no, come votare, e quindi dice mi ha ispirato
la campagna per il sì, mia sorella. Lei prima ha citato e ricordato, ecco, il caso di Tortora. Stasera ci sarà sua figlia, che anche lei si è impegnata, Gaia Tortora, tantissimo per questo referendum, e sarà da porro proprio stasera su Quarta Repubblica 21:30 su Rete 4, nel confronto anche Nicolò Zanon. Ma allora vengo, professore, da lei per questa penultima domanda, no, che avevamo pensato, e cioè a proposito di quello che dovrebbe essere comunque anche un po', a parte le conseguenze per il nostro assetto in generale, per il sistema giudiziario, ma anche in realtà su quello che è stata la campagna del no, del fronte del no, perché loro hanno sostenuto che sarebbe questa riforma un intervento inutile, ideologico, addirittura dannoso. E come risponde a queste obiezioni e quali elementi, ecco, ritiene che smentiscano questa lettura? Fermo restando, professore, che poi gran parte dei sostenitori del no, molti non si sono interessati del merito e semplicemente per dar contro al governo Meloni poi hanno evocato questi aspetti, queste paure, il controllo dell'esecutivo sulla magistratura, ad esempio. Sì, veda, quello che è veramente triste per il nostro paese è che se uno va a sentire, ascolta le ragioni del Comitato del No, non riuscirà a trovare nessun argomento nel merito della riforma, nel merito del meccanismo legislativo che è stato introdotto, se non bugie o inesattezze anche tecniche, mentre troverà che l'intera campagna comunicativa è basata unicamente su ragioni di carattere partitico, neanche politico, quindi di mera appartenenza, e un sistema che descrive un autentico processo alle intenzioni, il tentativo di mettere in bocca a questo governo delle cose che verranno per effetto di questa riforma, delle quali non soltanto non c'è traccia nella riforma stessa, ma addirittura che sono tecnicamente impossibili, come quella appunto che lei ricordava del sottoporre la magistratura al controllo dell'esecutivo, perché questo è espressamente escluso non solo dalla Costituzione da sempre, ma anche viene ribadito in questa riforma con forza, come la storiella che raccontano dei 7 articoli cambiati, evocando, per chi non ha la competenza e la voglia di farlo, la storia, l'idea di una Costituzione stravolta. Bene, naturalmente nessuno di loro dice la verità, che di quei 7 articoli 2 sono addirittura rafforzativi dell'autonomia e dell'indipendenza della Costituzione, e gli altri 5 sono soltanto adeguamenti letterali, il passaggio dal singolare al plurale, perché i CSM da 1 diventano 2. Ora, quando hai di fronte una situazione per la quale quella magistratura che ha la competenza chiaramente per leggere queste riforme e tace la verità, evidentemente è la prova plastica della convenienza della logica non solo categoriale, ma d'appartenenza spiccia e di difesa del privilegio che viene portata avanti. E quando è una parte politica che è disposta a mettere sotto i piedi il benessere della comunità nazionale che vuole rappresentare, puoi comprendere quali sono le stridenti ragioni che si vengono a realizzare, e puoi comprendere come davvero la pochezza degli argomenti sgomenta, ma sgomenta altrettanto il cinismo di chi li rappresenta. Assolutamente sì, e vengo in conclusione, anche perché purtroppo il tempo sta per finire, professore, vorremmo trattenerla, veramente grazie per tutte le sue risposte, ma vedo sono già le 15:54, le 16 dobbiamo chiudere, che poi ecco un'altra argomentazione a favore di questo sì potrebbe essere anche, prima l'abbiamo ricordata, quella vicenda, quel calvario giudiziario, la visione proprio della serie Portobello di Marco Bellocchio sulla figura di Enzo Tortora e l'accanimento che ha subito. Ricordiamolo che questa serie era stata presentata proprio fuori concorso all'82esima Mostra del Cinema di Venezia l'anno scorso. Ma allora, professore, nel caso in cui il referendum venisse approvato, io personalmente ovviamente me lo auguro, ecco, quali sarebbero poi i passaggi successivi da attuare per completare un percorso di riforma della giustizia che sia coerente, che sia efficace, che sia duraturo? Ecco, quali le priorità legislative, istituzionali che lei immagina? A parte qualche adeguamento tecnico che è necessario soltanto, ma si tratta di puro dettaglio,
rispetto ai quesiti referendari e rispetto alla riforma in sé. Tecnicamente c'è da continuare nel percorso di potenziamento, come sta facendo questo governo, delle risorse a disposizione della giustizia, che è un bene primario di una comunità. E poi c'è da chiudere il cerchio nel rispetto di quello che appunto lei ricordava molto bene, il caso Portobello, perché Enzo Tortora prima di morire ebbe la lungimiranza di proporre non per sé ma per tutti noi un referendum per introdurre la responsabilità civile dei magistrati. Oggi, lo voglio ricordare, funziona in questo modo. Un cittadino che ritiene che un magistrato per dolo o per colpa grave abbia commesso appunto abbia tenuto una condotta sbagliata, deve fare un ricorso ad un tribunale che però fa prima una verifica filtro, quindi non c'è il giudizio vero e proprio. Se poi viene ritenuto ammissibile questa domanda, comincia un vero processo. Se questo processo si conclude con l'accoglimento della domanda, a pagare non è il magistrato ma è lo Stato, che poi, se e quando ritiene, si rivarrà nei confronti del responsabile. Ovviamente con un meccanismo così contorto e con i tempi che ne derivano, praticamente nessuno ci prova neanche. Allora la legge attuale è una legge che non funziona. Secondo me il passo ulteriore è quello di mettere in campo anche poi un meccanismo che dia anche attuazione al principio civile della responsabilità, come accade per tutte le categorie professionali, per tutti i lavoratori, per tutti noi. E questo mai in una logica punitiva, ma semmai in una logica di efficientamento. Io non ho mai sentito nessuno che si lamenta dopo aver fatto bene il suo lavoro, e lo fa in modo da essere sanzionato. Tutti coloro che fanno bene il loro lavoro inevitabilmente non hanno niente da temere, anzi verranno più agevolmente, per così dire, riconosciuti quando c'è un sistema che funziona bene. Ed è quello che questa riforma sicuramente costruisce in modo sano, in modo non punitivo e in modo anche armonico e condiviso, sono certo, lo vedremo la settimana prossima, dalla stragrande maggioranza degli italiani. Grazie professore, anche perché purtroppo abbiamo visto i problemi della magistratura, lo ha dichiarato lo stesso Palamara 5 anni dopo l'uscita del suo sistema, sono rimasti gli stessi. Ricordiamo il suo libro Intervista, nel quale decise di raccontare quello che aveva vissuto all'interno dei meccanismi delle nomine, l'aveva raccontato ad Alessandro Sallusti. E veramente qui l'ultimissima domanda: come vede anche la partecipazione per esempio di alcuni collettivi di Propal, di centri sociali? Ecco, l'ultima polemica, è scoppiato questo caso a Brescia, pensi che un incontro ad un centro sociale Magazzino 47 con il magistrato Luciano Ambrosoli, che ha acceso queste polemiche proprio per la partecipazione comunque a questo fronte del no della sinistra radicale, ma avevamo visto che anche alcuni collettivi islamisti, ecco. Una singolare saldatura tra persone che probabilmente la magistratura l'hanno sempre vista paradossalmente come un ostacolo all'arbitrio col quale esercitano le loro discutibili attività, il quale improvvisamente trovano una congiunzione che è tutta politica e partitica. Solo che, come abbiamo detto all'inizio di questo nostro incontro, questo referendum non ha niente di politico, non ha niente di partitico, almeno per i fruitori del sì, e credo che per i cittadini ancora di più, e soprattutto l'occasione che dopo tanto tempo viene offerta a tutti noi di poter avere una realtà su un bene fondamentale della vita come la giustizia, che sia finalmente più serio, più affidabile, più credibile e quindi più giusto. Grazie ancora professore, allora veramente speriamo di riaverla presto, grazie per tutto quello che ci ha detto, complimenti per la chiarezza, grazie professore, e perché ovviamente tutto quello che ci ha detto poi ci ha aiutato a capire insomma come analizzare queste ragioni e anche come ribattere alle tante obiezioni che sono state sollevate da loro del no. Abbiamo detto conclusioni insomma a volte pretestuose, però è un confronto che ci permette anche di capire cosa serve effettivamente per un sistema giudiziario più trasparente e più vicino alle esigenze dei cittadini. Grazie ancora a tutti voi, grazie a te Natalia, grazie a voi che ci avete ascoltato, grazie ancora professore, buona continuazione qui su Radio Libertà. Avete ascoltato